do il mio benvenuto in questo meraviglioso Teatro Verdi per la cerimonia di premiazione dei Leoni del Veneto 2015. Siamo qui questa sera, siete qui tutti voi, per incontrare e premiare il grandissimo cuore del Veneto. Su questo storico palcoscenico, che dal 1700 è sinonimo di arte e di cultura, premieremo questa sera 3 realtà che ci ricordano di come il Veneto sia una terra straordinariamente generosa. Un Veneto generoso nel campo della musica, perché ci ha regalato una colonna sonora che accompagna da molti anni le nostre vite. Generoso nel campo della solidarietà, della ricerca scientifica, dell'attenzione alla persona, della cura e dell'assistenza in ambito sanitario. E tutto questo partendo da questo Veneto, per arrivare in tutto il mondo, perché questo è il Veneto, grande attaccamento al territorio e vocazione a diffondere nel mondo le sue eccellenze. E proprio per questo vorrei invitare qui sul palco, subito, il Presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato. Le lascio il podio. Sì, buonasera a tutti e benvenuti a questa eccezionale serata. Desidero salutare tutte le autorità presenti, in particolare Federica Pietrogrande, delegata del Sindaco di Padova, e il Presidente del Teatro Stabile del Veneto, Angelo Tavaro, che con grande disponibilità ci hanno offerto la possibilità di ritrovarci in questo splendido teatro. Voglio poi salutare i sindaci presenti, mi risulta che siano davvero tanti, primi cittadini che ci onorano con la loro presenza. E con tutti i sindaci permettetemi di porgere un benvenuto e un ringraziamento particolare a tutti voi, cittadini di Padova e del Veneto, che avete riempito questo teatro a dimostrazione di una attenzione davvero importante verso questa nostra iniziativa. Forse non tutti sanno che una settimana fa i posti del Teatro Verdi erano già esauriti e abbiamo dovuto far fronte a una lunghissima lista d'attesa. La vostra risposta ci ha sorpreso e ci ha riempito di gioia, costringendoci a lavorare con ancora maggior cura e attenzione all'organizzazione di questa serata. Ma venendo al programma di questo nostro appuntamento, voglio ricordare che ci troviamo qui al Teatro Verdi per conferire il riconoscimento del Leone del Veneto a persone e realtà associative che si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. Il Consiglio regionale del Veneto ha voluto istituire il premio del Leone del Veneto con una sua propria legge regionale, la numero 50 del 23 novembre 1999, quale riconoscimento destinato a cittadini veneti o persone di origine veneta che si sono distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dell'impresa, della finanza, nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali e umanitari, nonché nello svolgimento di attività professionali o lavorative. In pratica, come istituzione regionale abbiamo scelto di accendere ogni anno un riflettore su imprenditori e realtà associative, uomini e donne di cultura, artisti e poeti, per riconoscerne il limpido valore, indicandoli come punto di riferimento. Premiando queste persone simbolicamente abbiamo voluto e vogliamo premiare tutti i veneti. Vorrei dire che premiamo ognuno di voi che siete qui presenti stasera. Non vi chiamiamo tutti qui con noi perché il palcoscenico del Verdi non è così grande per accogliervi tutti. Noi viviamo in un'epoca in cui purtroppo è molto facile affermare che non ci sono più esperienze positive da imitare e seguire.
Sembra che ognuno sappia solo criticare e si rinchiuda nel proprio piccolo particolare, senza guardare in faccia il suo vicino, senza più voler imparare, senza confrontarsi e senza voler collaborare nella costruzione di una realtà migliore. Invece non è così e i Leoni del Veneto hanno la loro forza proprio nell'andare contro questa tendenza. E in questo senso amo dire che i Leoni, più che un premio, sono un modello. Chi sono dunque i modelli di quest'anno, di questa sera? Forse già li conoscete perché i giornali l'hanno già ampiamente riportato. Si tratta di Medici con l'Africa QAM, si tratta della Fondazione Città della Speranza e del maestro Pino Donaggio. Sono loro i nostri leoni, cioè i testimoni di una società migliore e di un Veneto che crede nelle proprie forze positive. Premiando loro vogliamo proporre ed esaltare i valori della tenacia, della creatività, della solidarietà, dell'innovazione. In sintesi, consegnando queste onorificenze noi vogliamo dire: ecco da dove si può ripartire ogni giorno. Ecco da dove ripartono ogni giorno qui in Veneto migliaia di cittadini che con passione, competenza, impegno e grande spirito di servizio operano per il bene della nostra società e per il bene dell'economia della nostra regione. E termino con un augurio che rivolgo a tutti i giovani del Veneto. Ce ne sono anche qui presenti molti giovani. Seguite questi modelli, perché ognuno di voi è e deve diventare un nuovo leone del Veneto. Grazie di essere qui presenti stasera. Siamo pronti a conoscere allora le realtà, queste tre importanti realtà, e cominciamo da un nome conosciutissimo da tutti coloro che sono di Padova, di Vicenza, di tutto il Veneto e non solo. È la Fondazione Città della Speranza. La Fondazione Città della Speranza ha appena festeggiato i 20 anni, infatti è nata nel 1994 e nasce in quel momento, 20 anni fa, per dedicarsi alla cura e all'assistenza dei bambini malati di tumore. Ha fatto poi negli anni della ricerca scientifica pediatrica la sua grande missione, tanto da costruire quel gioiello che è l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che dal 2012 opera nella nostra città. È con davvero grandissimo piacere che invito qui sul palco la Presidente Stefania Fochesato. Buonasera, ci facciamo buonasera Stefania. Intanto stasera voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, per averci proprio proposto per questo importante riconoscimento. Io qui rappresento tutti i volontari, questi che appunto hanno fatto la fondazione in 20 anni, le persone, dico sempre, che magari non conosciamo il nome, l'anima mi ha dato denaro, tempo, energie e sacrifici, però tutti con un fine comune, quello della salute dei bambini. A tutti sta a cuore la salute dei bambini e il sogno nostro è quello di pensare che un giorno verranno sconfitte tante patologie oncoematologiche. Diciamo che oggi è anche facile avvicinarsi alla fondazione perché in 20 anni tante cose sono state fatte, però sicuramente partire e avviare un impegno così importante, una strada in salita, credo sia stata un'impresa ardua. Di questo voglio ringraziare Franco Masello che è qui presente, ma soprattutto che in questi 20 anni, oggi, tutt'oggi, è in prima linea per combattere questa battaglia, per cui mi farebbe piacere che Franco salisse, proprio perché è il fondatore di Città della Speranza e credo che questo sia un riconoscimento importante proprio per quanto è stato fatto in questi anni. Ecco il volto, ecco chi ha dato là a tutto questo.
Diciamo che il là è andato ai genitori e di più i bambini che non ci sono più. Intanto chiamerei qua anche Andrea, visto che è il terzo presidente. Andrea Camporese, presidente della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Cioè noi qui rappresentiamo la storia, no? Però rappresentiamo di fatto Virginio, Nico, Costa e chi ne ha più ne metta, perché abbiamo più di 30.000 persone che lavorano per la Fondazione. E non è soltanto una storia di bontà e di impegno. Io credo sia ancora di più una storia di impegno civile, d'accordo? Perché per arrivare ai risultati della guarigione di questi bambini non è sufficiente un gesto di bontà, ci vuole anche un grande gesto di generosità, perché per costruire la torre, per investire in ricerca ci vogliono un sacco di soldi. È brutto dire, lo ripeto spesse volte, paragonare la vita al denaro, però è così. È assolutamente così. Se noi riusciamo a investire dei soldi, avremo sicuramente molte più possibilità di farcela e ce le faremo quanto prima, tanto quanto le persone ci aiuteranno. Quello che noi abbiamo garantito da sempre, cosa che tutti dicono, forse non tutti lo fanno, è la chiarezza e la trasparenza con cui usiamo il denaro che ci viene dato. Non ci sono costi, la fondazione viene gestita con un 2% del ricavato per pagare le spese dei 2 impiegati che abbiamo, di fatto, e tutto il resto è volontariato, è generosità. Io credo che se noi in questi anni abbiamo raccolto oltre 50 milioni di euro, se andassimo a conteggiare le ore di lavoro di tutti i volontari, credo avremmo superato abbondantemente il miliardo di euro. E di questo non si fa mai conto, no? Perché il volontariato è una cosa che non si dà valore, è sempre il valore del denaro. Io invece voglio dire un grande grazie a tutte quelle persone che non appaiono adesso nel palco, sono lì e magari sono fuori, grazie alle quali la Fondazione è cresciuta. Grazie. Devo sentire anche la tua voce, sei alla presidenza di una realtà molto importante che è l'Istituto di Ricerca Pediatrica. Sì, buonasera a tutti. Intanto credo che Stefania e Franco abbiano detto veramente tutto. Non dimentichiamoci che la storia dei volontari parte molto spesso da bambini che non ce l'hanno fatta ed è rivolto a loro il nostro pensiero principale, proprio perché senza di loro non esisterebbe nemmeno Città della Speranza. Oggi c'è l'Istituto di Ricerca Pediatrica che ho l'onore di presiedere e ho l'onore soprattutto e l'onere di garantire che quell'euro che viene raccolto per le strade da tutti i volontari della Fondazione venga gestito nella maniera migliore. E la maniera migliore significa in maniera oculata e in maniera innovativa, perché un istituto di ricerca pediatrica, un istituto di ricerca ha nelle sue corde quello di risolvere dei problemi e di creare qualcosa di innovativo. Il nostro obiettivo è quello di svuotare quell'ospedale, quel reparto che abbiamo contribuito a costruire e soprattutto noi abbiamo avuto un primo obiettivo che non era quello di costruire l'edificio ma di avere un bambino guarito che lavorasse lì e l'abbiamo ottenuto. Adesso il vero grande obiettivo è che da lì nascano idee, nascano imprese, nascano energie per tutto il territorio. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo tardi. Mi raccomando, aiutate Stefania, perché con questi tacchi noi signore dobbiamo stare perfetto, accompagnata benissimo dai suoi angeli custodi. Grazie. Grazie per l'angelo. Sì, insomma vi ho dato degli angeli custodi. Bene, per chiamare adesso il secondo leone del Veneto, io vorrei qui con me un giornalista straordinario per le sue competenze musicali, grande esperto di musica internazionale e italiana, oltre che un vero grandissimo amico, Walter Gatti. Buonasera Walter. Buonasera Francesca. Ciao, ci facciamo? Non sono un premiato, quindi Non sei un premiato. faccio il giornalista e non prendo Esatto, premi. bene. Dunque Walter, tanto
molto, grazie di essere qui al mio fianco, è sempre un piacere condividere il palcoscenico con te, non è nemmeno la prima volta. Allora, l'abbiamo visto, il prossimo Leone, l'abbiamo visto poche settimane fa sul palco di Sanremo, dove credo abbia vissuto anche una bella emozione. È autore e interprete di canzoni di grandissimo successo internazionale e in particolare di una canzone che tutti noi conosciamo e a cui penso tutti noi abbiniamo un momento di romanticismo. Classe 1941 e soprattutto veneziano di Burano, signore e signori, Pino Donaggio. Insomma, ho fatto quello che ho potuto. Grazie per averlo Solo per il fatto. mondo, ma però ho fatto solo 230 tra film, fiction e canzoni, non so quante. Però, visto che ti abbiamo qua, un pochettino noi vogliamo usufruire di questa tua pazienza. Partiamo un po' dall'inizio. Tu hai fatto il conservatorio. Hai fatto il conservatorio Benedetto Marcello. Sì. Ma qual era il sogno di un ragazzo di Burano che entra in conservatorio a Venezia a 17 anni? Ma in pratica io ho cambiato 3 carriere. Il mio sogno primo era quello di suonare il violino, anzi sono legato a Padova, anche perché a 16 anni ho cominciato a suonare, 16 e mezzo, non so, ho cominciato a suonare con i solisti veneti, che c'è qui il grande abbiamo il maestro Simone, ho cominciato con lui. Che abbiamo visto poco fa nel nostro video perché è un leone del Veneto di alcuni anni fa. Certo, e poi sono legato anche perché il mio gruppo che mi ha accompagnato dopo i giovani si chiamano il Crash e sono d'altra parte, credo, Maurizio Goldini, Baratelli, loro, insomma, e loro sono venuti in America con me, insomma, tanti tour, fin quando ho finito di cantare loro erano con me. Quindi è sempre Padova, quindi venivo a provare a Padova, prima con i solisti, poi col gruppo, insomma, sono legato anche a questa città, oltre che Venezia chiaramente. E sono passato alle canzoni un po' per caso perché il mio insegnante mi ha portato a Milano perché promettevo bene sempre come violinista e lì ho cominciato a scrivere i primi temi perché diciamo che mio padre era musicista, mio nonno era musicista, mio zio era primo Fauno Felice, tutta la famiglia insomma. E quando mi sono trovato a Milano ho scritto questi temi e un giorno sono andato a farli sentire e fatalità Mina ha ascoltato come sinfonia, che è la mia prima canzone. E se avessi cantata lei io probabilmente avrei continuato a suonare il violino. E invece lei non ha voluto farla, ha parlato di me, ha detto bravo l'autore, deve cantarla lui, e mi sono trovato a Sanremo. A Sanremo è stato un grande successo, e poi sono tornato al conservatorio, ma l'insegnante non mi voleva più in classe, che era il maestro Ferro, e quindi ho continuato a cantare. Continuo a cantare per 20 anni, per caso giravano un film a Venezia, a Venezia un dicembre su Shocking, e Don't Look Now, con Julie Christie e Donna Sutherland, e lì uno mi ha visto una mattina che passavo col vaporetto e ha detto ma perché Donaggio non deve scrivere la musica di questo film? Era un film di parapsicologia, quindi credeva che la mia immagine fosse mandata dall'aldilà, diciamo. Così avevano scelto anche altri attori. E ho cominciato a scrivere quello, ho detto smetto di cantare e provo a sfruttare quello che prima avevo studiato. E ho cominciato 40 anni di carriera nel cinema, soprattutto prima americano e poi italiano. Ecco, ma nel 1965 tu interpreti una delle canzoni più celebri della storia della musica leggera. Nel 1966, anzi nel 67, il signor Elvis Presley ti fa sapere che vuole incidere la tua canzone, cioè forse il più grande cantante rock di tutti i tempi. Ma come l'hai presa questa? Cioè, non è una di quelle cose che capitano a tutti. Allora, diciamo che anch'io, come tutti i ragazzi dell'epoca, a 16 anni, imitavo Elvis, perché poi ho cambiato genere e ho cantato grandi melodie, ma prima anch'io tiravo giù dai dischi l'inglese macronico, e quindi quando mi hanno detto Elvis ha inciso la canzone, avevo i brividi in tutto il corpo, insomma, perché da imitare uno e questo poi di canta la canzone, il passo era molto grande.
Però diciamo che il successo era di Dusty Springfield, che qui non è molto conosciuta in Italia, ma Elvis l'ha sentita da lei, non è che l'ha sentita da me. Lei era già prima in America, quindi il giro è partito proprio da Sanremo, quando si facevano gli abbinamenti con gli stranieri, quindi lei era in sala, mi ha sentito cantare, si è commossa, ha preso il disco, è andata in Inghilterra e dopo 2 anni è uscita. E da lì l'hanno col disco. interpretata veramente in tantissimi. In tutto il mondo. Sì. Il Rolling Stone, che è la più famosa rivista del mondo di musica rock, alcuni anni fa, ma probabilmente dico una cosa che il maestro sa già, ha detto 2 cose. Primo, che è una delle 200 canzoni rock più importanti della storia. Seconda, che è stata già incisa all'incirca alcuni anni fa da circa 112 cantanti. Per cui questo credo che adesso l'hanno assolutamente. Maestro, È una canzone fortunata. ma siccome, come diceva Francesca poco fa, questa è una di quelle canzoni a cui tutti legano una propria storia d'amore, noi vogliamo sapere se tu hai una canzone a cui leghi la tua storia d'amore. E questa? È sempre questa qua? Sì, perché l'ho Quindi una scritta- canzone scritta per amore. È scritta per la mia fidanzata di allora, che poi, visto il risultato, l'ho sposata. Allora, Ecco, i grandi successi si scrivono per amore. Sì, è vero, è vero. un'ultimissima cosa, anche perché poi la Francesca ha preparato per te una sorpresa. Sì, certo. Allora, l'ultima cosa è questa, che a un certo punto uno dei più famosi registi contemporanei ti chiama a incidere a scrivere e incidere alcune delle sue colonne sonore. Questo regista è Brian De Palma, se stiamo parlando di uno dei più grandi di tutti i tempi. In quel momento tu potresti decidere di prendere armi e bagagli, pianoforte e violino e andare a abitare in California, a Hollywood invece che a New York. Perché sei rimasto legato a Venezia e a Burano? Perché tu ancora oggi lavori e vivi in Laguna. Ho lo studio su Cala Grande, beh. visti i risultati, Che non è me lo sono permesso. E poi non mi piaceva stare là, cioè io sono rimasto dei mesi, parecchi, ma là stavi così e dovevi aspettare che ti chiamassero per scrivere il film, poi non sapevo dove andare. Cioè a Los Angeles non c'è niente, cioè, non hanno cultura, sì c'è un museo che avevo già visto parecchie Venezia. volte. Sono a Venezia invece Italia. quando non mi viene ispirazione esco, vado al Guggenheim, vado al Punta Dogana, vado al Corriere, giro, certo. che tutto è come un museo a Venezia, insomma, certo. mi ispiro sempre per la mia musica Siamo nel a Venezia. paese più bello del mondo. Quindi direi che il presidente Ruffato e il Consiglio regionale hanno scelto di Ringrazio. premiare un Grazie. leone fortemente veneto, Il presidente. fortemente legato alle sue radici venete. Grazie alla ragione. Vorrei dire, perché me l'hanno insegnato oggi, un buranello. Sì. Si dice così. Però sono stato 1 settimana solo a Burano. Però qua si dice che... Sì, perché mia madre partoriva a casa di sua madre, una Ah, volta e poi non si quindi andava è in proprio solo di ospedale, nascita. però tutti di Burano i miei. Vabbè, tutti comunque di Burano. veneziano. Sì, sì, Bene. poi io sono veneziano. Allora, noi C'è abbiamo una preparato sorpresa. una sorpresa. Vediamo questa sorpresa. Ci spostiamo un attimo così lasciamo il palcoscenico, ma assistiamo da qui. Prego.
conservatorio e qui siamo tornati al conservatorio, visto che giovani sono. Però qualcuno mi ha chiesto una cosa, Sì. facciamo una sorpresa, faccio io una sorpresa, però cantiamo assieme, senza niente. Ah, Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare in una vita senza te? Sei mia,